E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, siamo in contatto con il professor Alberto Zago. Pronto? Buongiorno a lei e a tutti i radiospettatori. Buongiorno professore, allora ben arrivato, ripetiamo ancora una volta, storico docente con ottime pubblicazioni anche canale YouTube e ormai una voce nota alla nostra radio. Allora professore, ci imbattiamo in un personaggio straordinario, abbiamo detto nel bene e nel male, quel Zelino III da Romano che ha affascinato, non so, generazioni, si è scritto tantissimo di questo uomo, di questo politico, un po' tutto, è stato un po' tutto. Allora, Alberto, parliamo di Ezzelino III da Romano. Certo, intanto grazie per l'invito. Zelino è un personaggio molto controverso nella storiografia, è collocabile verso la metà del XIII secolo, è lì che giunge all'apice della sua parabola politica, diciamo tra il 1230 e il 1259, quando Sì. muore in prigionia nel castello di Soncino. Ecco, a dire il vero non è annoverato tra i più grandi del suo tempo, perché se noi pensiamo al XIII secolo, i nomi più grandi che ci vengono in mente sono Federico II di Svevia, no? Stupor Sì. Mundi, Sì. Innocenzo III, non so se andiamo in Inghilterra, Giovanni senza terra, reso noto poi da Robin Hood, San Francesco d'Assisi, ecco, questi sono i nomi più grandi. E Zelino III lo si incontra nella grande storia quasi sempre all'ombra di Federico II, perché per diversi decenni la parabola di Ezzelino si intrecciò saldamente con quella dell'imperatore e i due personaggi facevano comodo l'uno all'altro. All'imperatore serviva un esercito potente, era il più potente esercito di tutto il nord Italia, quello di Ezzelino, per poter imporre il suo dominio nella Marca trevigiana, ed Ezzelino in cambio otteneva naturalmente il supporto militare dell'imperatore e anche una certa legittimità politica, diventando vicario di tutto l'impero. È molto più importante Ezzelino per la storia locale, perché Sì. per la storia del nord Italia e soprattutto del Veneto è un personaggio direi quasi imprescindibile, e questo possiamo notarlo semplicemente passeggiando per le nostre città e per i nostri borghi, perché sono innumerevoli le testimonianze urbanistiche e architettoniche che ci rimandano proprio al periodo o di Ezzelino III o dei da Romano. Faccio qualche esempio: Piazza Bra a Verona, dove c'è l'arena, è limitata nel lato meridionale da una bellissima cinta medievale alta circa 10 metri che viene fatta erigere proprio da Ezzelino. Bassano del Grappa c'è un castello appartenuto anche agli Ezzelini. Padova c'è la Tor Longa che viene fatta erigere da Ezzelino, forse a partire da una torre precedente, ma comunque è di matrice ezzeliniana. E se andiamo a Cittadella è rimasta la Torre di Malta, quelle terribili prigioni dove Ezzelino, oppure il podestà di Padova, che poi a un certo punto divenne un suo cugino, faceva gettare i nemici politici. Se andiamo a Montagnana, dove fanno un ottimo prosciutto crudo, c'è il castello di San Zeno ed è rimasto il mastio di Ezzelino. Ecco, per dire, ci sarebbero tanti altri riferimenti. E questo perché Ezzelino fu, da un punto di vista storico, un precursore dei suoi tempi, perché fu il primo personaggio dalla caduta dell'impero romano che cercò e in buona parte riuscì, almeno per qualche anno, a dare unità politica al Veneto, alla cosiddetta Marca veronese, poi chiamata Marca trevigiana. È un precursore perché poi nel suo intento fallì con la sua morte, ma ci riprovarono qualche decennio più tardi Can Grande della Scala e poi Mastino II, veronesi, ma anche loro ad un certo punto fallirono, fino a quando ci riuscì compiutamente Venezia. Nel 1404-1405, sotto il doge Michele Steno, Venezia darà definitiva unità politica al Veneto, che rimarrà tale fino alla caduta della Serenissima. Ecco, questo progetto politico venne, come dire, preso in mano per la prima volta in epoca medievale proprio dal nostro Ezzelino. Diciamo anche che era originario di qui vicino a noi, a Onara, no? Questa famiglia da dove veniva, Sì, Alberto? Esattamente. esatto. Allora, la famiglia dei Da Romano inizialmente aveva un duplice nome, diciamo, erano i Da Onara oppure anche i Da Romano. Perché un trisavolo di Ezzelino III, siamo nella prima metà dell'undicesimo secolo, 1020-1030, probabilmente di origine germanica, dalla Renania, si chiamava Eccelo, scende con l'imperatore Corrado II. Corrado II che cercava di cementare l'unità tra il mondo tedesco e il nord Italia, cosa che riuscì sempre molto difficile a dire vero agli imperatori. E per cercare di cementare questa unità,
come dire, piazzava i propri rampolli, i propri cavalieri in alcune zone strategiche del territorio, specialmente tedeschi, con i quali poteva avere, come dire, maggiore affinità politica. Probabilmente nel 1036-1037, in una delle sue 2 calate in Italia, Corrado II conferì 2 territori a questo Eccelo, che era un cavaliere appunto tedesco che lo seguiva. Un territorio presso Onara e un altro presso Romano. Ecco, quest'ultimo territorio era particolarmente importante perché di grande valore strategico. Quando gli imperatori dalla Germania scendevano in Italia, generalmente si recavano prima a Trento e poi quasi sempre proseguivano per la Val d'Adige fino ad arrivare a Verona. Però volendo potevano virare da Trento verso est, prendere la Val Sugana, circumnavigare l'altopiano di Asiago, seguire il Brenta e sbucare proprio dalle parti di Bassano di Grappa e di Romano. Quindi in sostanza conferire quel territorio a questo Eccelo era importantissimo, perché chi presidiava quel territorio avrebbe potuto sbarrare la strada all'imperatore e alle sue milizie nelle loro innumerevoli calate in Italia. Per cui l'origine si colloca lì. Poi questo Eccelo riesce piano piano, che era un piccolo aristocratico, riesce ad amicarsi le aristocrazie locali, riesce ad acquisire sempre più territori fino a diventare uno dei signorotti più potenti del territorio. Soprattutto un suo nipote, cosiddetto Ezzelino I, che sarebbe il nonno del nostro Ezzelino III. Ezzelino I, detto il Balbo, il balbuttiente, il quale partecipò alla seconda crociata, ne tornò vivo e ottenne molti territori e molti castelli nella zona del Trevigiano, del Vicentino, qualcosino anche nella zona del Trentino, e poi con Federico I Barbarossa, quando Federico I verrà sconfitto dai comuni, pure verrà confermato in una posizione di dominio. La famiglia si chiamava o da Onara o da Romano, poi a un certo punto solo da Romano, perché Ezzelino II farà un dispetto, ai padovani, perché si alleerà a tradimento con i vicentini, e questi per rivalsa raderanno al suolo il castello di Onara. Per cui la famiglia si trasferisce definitivamente a Romano e quindi da quel momento in poi, siamo verso la fine del XII secolo, si chiameranno i da Romano. Ma in sostanza allora, Alberto, la famiglia cos'era? Dei condottieri, dei mecenati? Cosa faceva proprio l'attività di questa famiglia? No, era una cavaliera di combattenti, di guerrieri. Sì, l'aristocrazia del tempo era un'aristocrazia cavalleresca, loro erano dei milites e quindi avevano tutta una loro clientela che armavano, equipaggiavano e con la quale cercavano di controllare il territorio. Ezzelino III avrà molti uomini, specialmente pedemontani, fedelissimi, circa 1 migliaio di uomini che in lui vedevano l'incarnazione del perfetto cavaliere, colui che incarnava i valori della forza, dell'onore. Erano anche personaggi, uomini di masnada, che ricevevano anche dei vantaggi naturalmente nel combattere per Ezzelino. Ezzelino, come suo padre e come suo nonno, di mestiere faceva il guerriero, era il mestiere delle armi. Poi si allea con Federico II come un patto di alleanza militare, non dietro una commenda economica, diciamo così. E lui fin da subito lui cresce sul castello di Colbastia, che sta proprio a Romano. Ancora oggi c'è qualche piccolo resto, c'è una torre ezzelina che ricorda alcune terzine di Dante che parlano appunto del da Romano. Lui nasce in quel luogo lì e impara a cavalcare, impara a combattere e impara a guidare gli uomini, impara l'arte della politica, perché suo padre nel frattempo era diventato podestà di Vicenza, impara l'arte della caccia col falco, cosa che facevano un po' tutti i nobili. Comunque sostanzialmente lui era un condottiero. La sua visione politica e anche la sua missione di vita, potremmo dire, è sempre stata quella di allargare il più possibile i domini della casa dei da Romano per imporre in qualche modo pace, concordia e prosperità, perché le due cose andavano un po' insieme. Era una situazione politica estremamente frammentata, comuni contro comuni, famiglie contro famiglie, i guelfi, i ghibellini, e sia l'imperatore sia appunto Ezzelino III, che si alleerà con Federico II, ambivano ad estendere il proprio potere su una fascia più ampia possibile di territorio per imporre con la forza
forza e con la violenza, e naturalmente, ma così facevano un po' tutti a dire il vero, pace e prosperità economica. Ecco, un progetto che poi alla fine fallì. Quindi una visione politica molto lungimirante, insomma, ecco, un progetto importante, unire una parte nord del paese non era così semplice, quindi aveva queste doti politiche oltre che condottiero. Sì, assolutamente, lui le imparò dal padre, perché fin da giovanissimo Ezzelino III seguiva il padre sia nelle missioni militari sia nella sua attività politica. Per esempio ritroviamo un giovanissimo Ezzelino III, aveva 18-19 anni, a seguito del padre durante l'assedio di Este, che al tempo era una roccaforte degli Estensi, appunto, dominata da Aldobrandino. Este entra in rotta di collisione col comune di Padova, in quel momento il padre Ezzelino II ritiene giunto il momento di allearsi con Padova e assediano Este. Non c'era ancora il castello che conosciamo noi oggigiorno, perché quello sarà dei da Carrara qualche decennio più tardi, e però già il giovanissimo Ezzelino III si mette in mostra non tanto come guerriero, cioè come uno che prende la spada e de visu affronta l'avversario, ma quasi più come ingegnere, perché progetta e costruisce delle macchine d'assedio, e quindi petriere, e quindi mangani, trabucchi, perché fin da piccolo si cimentava in queste tecniche che vedeva a Bassano del Grappa e nelle zone circostanti, e poi certamente anche nell'arte della politica. D'altronde Ida Romano, come anche gli Estensi, per decenni si sono sempre barcamenati tra l'impero e il papato, perché erano quelle le due grandi forze che incidevano sulla Marca, schierandosi ora con gli uni, ora con gli altri, a seconda della convenienza sostanzialmente, per cui gli equilibri politici erano delicatissimi. E sarà proprio Ezzelino III che ad un certo punto prende una decisione, la decisione della vita. E nel 1232 lui opta definitivamente per l'alleanza con Federico II, e quella fu una decisione politica cruciale, perché significava fare una scelta di campo che lo avrebbe condotto, come poi è successo nei decenni successivi, ad una serie di guerre, di lotte interminabili, ora con i Lombardi, ora con le famiglie veronesi nemiche, quindi per esempio gli Estensi, quindi San Bonifacio, i da Carrara, tutte famiglie che si schieravano con i Guelfi. E tuttavia c'è da dire che imboccando questa strada, quindi diventando un ghibellino per eccellenza e addirittura vicario dell'imperatore in tutto il Veneto, portò la casa dei da Romano al suo massimo splendore, perché diciamo per circa 30 anni, un pochino meno, forse 25, quasi tutto il Veneto venne assoggettato alla casa dei da Romano, cosa impensabile fino a qualche decennio prima. Per cui ecco, in termini di carisma personale, di capacità militari, era uno poi che combatteva sempre in prima fila, e di capacità politica, certamente Ezzelino non aveva nulla da invidiare a nessuno. Fu anche un personaggio estremamente violento e spietato. Ecco, anche questo lato va detto, perché tiranno, il terribile, è stato detto di tutto di questo uomo. Sì, diciamo che in genere chi sente parlare di Ezzelino III ne sente parlare proprio in quanto un nuovo Attila, in quanto tiranno, in quanto dominus spietato. E per carità c'è un fondo di verità, però bisogna dire che è vero che da un lato Ezzelino infierì un po' contro tutti, contro uomini, contro donne, anche contro bambini, e quindi abbiamo moltissime fonti storiche che ci parlano di maltrattamenti, di torture, di orrende mutilazioni, di accecamenti, di persone gettate in carcere e lasciate lì a morire di fame, di sete, di condanne a morte tra impiccagioni e persone bruciate vive, insomma tutto l'inventario dell'epoca, diciamo così. Questo è vero. È anche vero però che bisogna un po' contestualizzare l'esercizio di questa violenza, perché non è che Ezzelino fosse l'unica persona spietata in un mondo di chirichetti, ecco, diciamo così, perché quella violenza che usava Ezzelino, quei metodi brutali, assolutamente brutali, erano un po' il pane quotidiano di tanti signori del tempo. Li usava per esempio Federico II contro i nemici dell'impero. Federico II lasciò morire in carcere un suo figlio con l'accusa di ribellione, e furono strumenti usati anche dalle famiglie nemiche dei da Romano. La famiglia nemica per eccellenza erano gli Estensi. Per decenni ci furono lotte furibonde tra i da Romano, che governavano la fascia nord della Marca, di origine germanica e di fede ghibellina, con gli Estensi,
che viceversa governavano sulla fascia meridionale, il Polesine, di origine longobarda e guelfi. Ecco, a un certo punto, per dire, siamo intorno al 1220, gli Estensi persero Ferrara, si vendicarono tremendamente contro i seguaci dei Da Romano e dei loro alleati, massacrando letteralmente tutta la cittadina di Fratta, l'attuale Fratta Polesine. Ci fu proprio lo sterminio dell'intera cittadina da parte degli Estensi, cosa che i Da Romano, per quanto brutali, non fecero mai. Ecco, questo per dire che cosa? Che un certo livello di violenza era purtroppo era comune anche con altre famiglie, insomma, che non erano i soli assolutamente. In quanto a qualità, tra virgolette, di violenza, cioè a metodi usati, io direi che facevano né più né meno di quello che facevano tutti gli altri. Forse però è vero, da un certo punto in poi la violenza usata dai Da Romano, soprattutto da Ezzelino III, divenne più strutturale e sistematica, per cui questa leggenda nera che poi nacque a discapito di Ezzelino III fu dovuta probabilmente proprio alla quantità e alle occasioni ripetute con cui Ezzelino III usò questa violenza. C'è anche da dire che quando si cerca di quantificare le vittime causate dal suo regime risulta difficile, perché cito solo un dato che fa riflettere. Consultando i cronisti del tempo troviamo in alcune pagine un numero di 50.000 vittime, cioè complessivamente Ezzelino III avrebbe mandato a morte in tutta la Marca 50.000 vittime in circa 25 anni di dominio. Altre fonti dicono 600. Ecco, voi capite che c'è un rapporto quasi di 1 a 100, cioè se per una fonte Ezzelino ne ha ucciso 1, per un'altra ne ha uccisi 100, cioè sono piuttosto inaffidabili da questo punto. Altre fonti dicono che addirittura Ezzelino solo a Padova avrebbe ucciso 50.000 persone, ma è impossibile perché l'intera città di Padova più o meno faceva 50.000 abitanti. Per cui, ecco, stiamo parlando di cifre che vanno dalle centinaia alle migliaia, che certamente è un dato significativo. Però, ripeto, nel contesto del tempo, probabilmente Ezzelino fu più violento mediamente dei suoi contemporanei, però non fu questo figlio di Satana come poi lo dipinse la propaganda guelfa. Anche perché c'è da dire che questa leggenda nera che si trascina dietro Ezzelino III è dovuta soprattutto al fatto che Ezzelino III è uno dei grandi sconfitti della storia, perché lui fece propria la causa ghibellina e negli ultimi anni della sua vita era veramente solo contro tutti, perché era morto l'imperatore e praticamente tutte le città venete, tutte le città lombarde non vedevano l'ora di toglierlo di mezzo, infatti poi ce la faranno, e morto lui nel 1259 ci fu una vera e propria damnatio memoriae. I documenti prodotti da lui o dalla sua cancelleria vennero fatti distruggere, per cui noi non abbiamo la narrazione storiografica della sua parte, che sicuramente è faziosa come tutte le parti, però ci manca, quindi facciamo fatica a controbilanciarla, viceversa, con la storiografia guelfa che su Ezzelino III, c'è da dire, ha gettato tutto il fango possibile. Ecco, specialmente nell'ambiente guelfo padovano, c'è da dire che Ezzelino III fu un personaggio odiatissimo. Per esempio Albertino Mussato a Padova, un personaggio conosciuto, era un notaio politico letterato del 1300, scrisse nel 1314, intorno a quegli anni lì, una tragedia che si intitolava Ecerinis, che riguardava proprio Ezzelino III. In quella tragedia lui ad un certo punto immaginava che la madre di Ezzelino III, che era questa Adeleide, di origine toscana, confessasse l'origine della gravidanza di Ezzelino III, cioè sarebbe stata violentata da Satana in persona e pertanto quel neonato lì era figlio di Satana, figlio del diavolo. Quindi insomma c'è tutta una storiografia particolare su questo personaggio. Sì, ma per dire un altro aneddoto curioso, all'interno della cappella, sempre a Padova tra l'altro, nella cappella degli Scrovegni, no, sappiamo che ci sono diversi registri sulle pareti a destra e a sinistra, e nel registro inferiore sono rappresentate 7 vizi da un lato e 7 virtù dall'altro, secondo uno schema ascetico, insomma, di stampo agostiniano, e la figura che rappresenta l'ingiustizia, quindi parliamo evidentemente di uno dei 7 vizi, si pensa, non c'è nessuna certezza, però qualcuno sospetta che rappresenti proprio Ezzelino III, che a Padova era odiatissimo. Sì. E c'è qualche indizio che potrebbe spingere verso quella direzione, perché
La figura dell'ingiustizia è rappresentata da questo uomo con degli artigli animaleschi che sembrano proprio diabolici. Al di sotto di questo uomo ci sono una serie di persone, tra cui una donna maltrattata, ed Ezzelino III, ripeto, inferì indipendentemente contro uomini, donne e bambini. E poi alle spalle di questa figura c'è una cortina muraria merlata con merli naturalmente ghibellini, quelli a coda di rondine, quelli che si vedono un po' dappertutto a Verona. Per cui più di qualcuno ha pensato che forse l'incarnazione, come dire, Giotto si sia ispirato in qualche modo o abbia voluto veicolare dietro quella metafora dell'ingiustizia proprio la figura storica di Ezzelino III. Ecco. Sì, a Padova veramente ha avuto sempre una figura negativa in tutti i sensi, soprattutto come ha detto lei Alberto nel passaggio con le vittime, perché è impossibile che abbia così determinato quel numero esagerato di vittime appunto di cui si parla, si racconta, perché già la città non era così affollata all'epoca. Ecco, giusto per inquadrare il personaggio nell'ambiente padovano. Andiamo sul piano politico, no? Ezzelino, è giusto affermare che contribuì oppure è lui che limitò la libertà dei comuni? Qui sinceramente c'è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, nel senso che Ezzelino si impose sicuramente con la forza, come facevano più o meno tutti, Guelfi, Ghibellini, forze comunali, forze del contado. È anche vero però che durante quei circa 25 anni di dominio in Veneto, Ezzelino godette di buon consenso. Aveva molti nemici politici, però aveva anche diverse fasce della popolazione che tutto sommato lo supportavano. E questo perché? Perché dando unità politica al Veneto e quindi ricacciando i signori del territorio, quindi intendo le aristocrazie castellane, quelle che dominavano nel contado, nella campagna, all'interno dei loro castelli, favorì pace, prosperità e commerci da un certo punto di vista. Pensiamo soprattutto ai contadini, ai rustici. Loro, poveri cristi, erano i primi che ogni volta che c'erano delle avvisaglie belliche ci rimettevano campi, ci rimettevano il bestiame, ci rimettevano la casa, ci rimettevano la vita, perché spesso e volentieri in quel periodo le battaglie non erano così cruente come si pensa, perché le battaglie medievali tutto sommato producevano, per fortuna da questo punto di vista, pochi morti. Generalmente l'azione bellica tipo era la cosiddetta gualdana o cavalcata, e quindi una razzia militare contro il contado del nemico asserragliato all'interno delle mura, e quindi venivano colpiti i contadini, veniva razziato il bestiame. Ecco, con la pace imposta, o la maggior pace imposta da Ezzelino, molte campagne finalmente per diversi anni poterono, come dire, godere di un panorama più pacifico, sì. Ma anche all'interno delle città tutto sommato, perché un clima riappacificato significa anche dare maggior ossigeno ai commerci, perché laddove le vie sono sicure e laddove il territorio non è politicamente frammentato e quindi laddove i mercanti non devono ogni 10, 15, 20 chilometri pagare balzelli e tassi, prima a questo signore e poi a quell'altro, è chiaro che tutta l'economia ne beneficia, si commercia di più, aumenta la domanda, quindi aumenta la produzione, e quindi gli artigiani e quindi i mercanti, quindi famiglie non aristocratiche che cominciano ad arricchirsi, insomma, no? Perché la pace porta anche benessere, per fortuna. Una certa tranquillità economica, prosperità, indubbiamente sì, questo c'è stato. Certamente. Sì, perché a volte si dice, no, che alcune guerre sono causate da motivi economici, a volte è anche vero, però a volte è vero anche il contrario, che anche la pace delle volte è sostenuta da motivi economici, perché rompere la pace potrebbe voler dire anche interrompere i commerci, quindi la prosperità e la ricchezza. Ma anche il ceto, per esempio, dei giurisperiti, quindi i notai, i giudici, tutto sommato supportavano Ezzelino perché era molto meno, come dire, invadente e arbitrario il suo governo piuttosto che il governo di altri signorotti precedenti. Poi è chiaro che Ezzelino era, come dire, legibus solutus, cioè al di sopra della legge, però è anche vero che al di sotto di lui, in un contesto di normalità, giudici, notai e magistrati potevano svolgere il loro lavoro in un clima tutto sommato di razionalità e di ordine.
poi anche loro avevano i loro vantaggi naturalmente. Certo. Quando si parla di signore della Marca trevigiana, è stato veramente positivo il suo intervento? È stata veramente una Marca felice, tranquilla con Ezzelino? Allora sì, lui si faceva chiamare Dominus, esattamente, signore. È chiaro che lui incuteva rispetto, se non addirittura timore presso i suoi sottoposti, tanto che non lo nominavano neanche Ezzelino, lui era il Dominus, cioè per antonomasia il Dominus era lui, o anche il vicario imperiale, aveva questa duplice nomenclatura, diciamo, no? Dominus del Veneto e anche riconosciuto come sostituto, quindi vicario dell'imperatore. Sì, diciamo che situazione pacifica, allora a partire dagli anni 30, quando lui riuscì a sottomettere con la forza prima Vicenza e poi Padova, che erano le due grandi città ancora che, come dire, che in qualche modo gli si opponevano. Verona l'aveva già presa nel 32 e poi Verona tra l'altro diventa anche la capitale del suo dominio. Quando riesce a sottomettere Vicenza e Padova si instaura sì una certa pace, una certa prosperità, anche se rimase sempre la spina nel fianco rappresentata nel Polesine e nella cosiddetta Scodosia, cioè nel sud di Padova, rappresentata dagli Estensi, perché gli Estensi per molto tempo controllavano Este, Monselice, Montagnana, Rovigo, Mantova, poi Ferrara, quindi diciamo la Scodosia e il Polesine rimanevano fermamente nelle mani degli Estensi, quali si barcamenavano e anche quando si alleavano con l'imperatore, che pure era il grande protettore di Ezzelino III, non lesinavano attacchi o episodi di tensione ai confini con i territori di Ezzelino. Tanto che Ezzelino più volte ebbe a lamentarci con Federico II chiedendogli se fosse proprio il caso di mantenere tra gli alleati gli Estensi che tante preoccupazioni gli davano in Veneto, ma Federico II aveva bisogno di uomini per combattere la Lega Lombarda e quindi insomma zittiva Ezzelino e Ezzelino doveva fare buon viso cattivo gioco. Fino a quando però, a dire il vero, agli Estensi ruppero a un certo punto gli indugi intorno al 1240 e lì ci fu un decennio particolarmente violento, tanto più violento quando poi morì Federico II nel 1250 ed è proprio da quel momento lì, forse da un paio d'anni prima, quando venne sconfitto a Parma nel 48, che come dicono le fonti Ezzelino incrudelì. Rimane questo verbo citato molte volte, il fatto che Ezzelino divenne crudele, incrudelì. Questo è interessante perché significa che fino ad un certo punto Ezzelino dominò sì con la forza, ma più o meno come facevano tutti gli altri. Sono stati gli ultimi 10, 11, 12 anni della sua parabola politica che videro invece un incremento di violenza. E questo probabilmente perché morendo Federico II venne meno la spalla di Ezzelino e quindi diciamo il suo fratello maggiore, quello che in caso di bisogno mandava le milizie, e si trovava un po' isolato contro tutti o quasi tutti e quindi messo all'angolo tra la possibilità o di soccombere malamente, perché naturalmente in molti anni aveva accumulato molto odio nella sua persona, o di sopravvivere con la violenza, probabilmente lui scelse la seconda e pertanto si macchiò anche di stragi piuttosto efferati. Ne cito una, insomma, per dire, nel 1256 Padova cade sotto le mani dei crociati, dei Guelfi, che quindi viene strappata al dominio di Ezzelino. Ezzelino tenta di riconquistarla ma non ce la fa e fondamentalmente si vendica con i soldati padovani e i cittadini padovani residenti a Verona, un po' forse temendo che potessero tradirlo, un po' forse per sfogare la frustrazione, non lo sappiamo, però ci dicono le fonti che anche qua non sappiamo i numeri perché alcune fonti dicono che la mattanza andò avanti 8 giorni, ma sembra davvero improbabile, però insomma che qualche padovano residente a Verona e che non c'entrava nulla con la caduta di Padova, no, a diversi chilometri di distanza, che qualche padovano venne fatto uccidere da Ezzelino, quello sembra abbastanza scontato. Certo. Ecco, quindi utilizzò questi metodi molto forti, possiamo anche dire, no, basati sul terrore,
perché probabilmente si sentiva messo all'angolo, per cui lui si trovò proprio di fronte all'alternativa: o sopravvivere col terrore oppure subire il terrore e la violenza che gli altri non vedevano l'ora di esercitare nei suoi confronti, a dire il vero. E Alberto, qualcuno sostiene che morto Federico II, no, come ha detto lei, 1250, l'Ezzelino si sente libero e diventa spregiudicato perché appunto non aveva più nessuno a cui sottostare. Può essere questa tesi, secondo lei, Alberto? Sì, però obtorto collo, cioè quando muore Federico II, Ezzelino non era felice. È vero che forse si sentiva libero, però attenzione, purtroppo era libero, nel senso che non aveva più la spalla forte dell'imperatore, anche perché teniamo conto di una cosa, che a dire il vero già prima, con Federico II in vita, Ezzelino in Veneto faceva più o meno quello che voleva, non è che fosse molto vincolato, tanto è vero che inizialmente i vari podestà di Vicenza, di Padova, di Verona erano nominati da Federico II, e quindi trovavamo dei toscani, dei pugliesi, dei lombardi, dei cremonesi, ma già negli anni 40 tutti questi podestà nominati da Federico II vennero tutti sostituiti da Ezzelino con uomini suoi. Questo significava che in Veneto Ezzelino insomma faceva il bello e il brutto tempo, perché Federico II ogni volta doveva ingoiare il rospo, per dirla proprio, cioè obtorto collo doveva accettare. Addirittura Federico II disponeva della Rocca di Monselice, dove ancora oggi c'è il mastio federiciano che spicca. Ecco, quella era una camera specialis imperi, da generazioni apparteneva all'imperatore. No, lui con il tranello la prende, quindi convoca il governatore di Monselice, che era un pugliese, un uomo di Federico II, gli dice che lì nel contado da qualche parte c'erano delle bande guelfe da sgominare, lui manda fuori i suoi soldati e Ezzelino ne approfitta, entra e con la forza si prende Monselice. E Federico II, pur di avere Ezzelino dalla sua parte, continuava a fare buon viso a cattivo gioco. Già prima, con Federico II in vita, Ezzelino non era poi così vincolato, anzi. Morto l'imperatore, sorgono i problemi più gravi, perché muore Federico II, gli succede Corrado IV. Ezzelino rimane sempre fedele alla causa imperiale e quindi giura fedeltà al nuovo imperatore, il quale però non era della stessa pasta del padre, soprattutto muore poco dopo, muore 4 anni dopo. Il successore al trono era il famoso Corradino, che poverino aveva 2 anni, per cui il trono rimane vacante, e a quel punto lì Ezzelino chi poteva appoggiarsi di fronte a tutti i suoi nemici, che era da anni che non aspettavano altro di cogliere l'occasione buona per coglierlo in fallo, e lì si allea con il Pallavicino. La famiglia dei Pallavicino sono un po', se vogliamo, la versione dei Da Romano emiliana, perché anche loro nascono nel territorio, a Busseto, patria poi di Giuseppe Verdi, esatto, e poi si espandono piano piano, come hanno fatto i Da Romano, nelle città vicine, e quindi in quel caso lì Parma, Piacenza e Cremona, e diventano la famiglia più forte della zona, come i Da Romano in Veneto. Ecco, le due famiglie, i Da Romano e i Pallavicino, proprio perché, visceralmente ghibelline, si attraggono l'odio di tutte le forze circostanti, e naturalmente gioco forza si alleano tra di loro. E fino a quando questa alleanza durò per qualche anno, dal 52 al 58, ecco, per dare dei riferimenti, tutto sommato entrambe riuscirono a sopravvivere, e a dire il vero nessuno ci avrebbe scommesso nulla, cioè morto Federico II tutti davano il suo fedelissimo vassallo Ezzelino III per spacciato, invece sopravvive ancora per 9 anni, vuol dire che aveva un esercito efficiente, godeva della fedeltà degli uomini, e politicamente sapeva barcamenarsi. Ecco, allora come mai aveva praticamente il Veneto, no? Possiamo dire Bassano, come ha detto lei, Belluno, Verona, eccetera. Come mai si spinge verso la Lombardia, dove troverà anche la morte? Cosa lo spinge ad andare oltre, Alberto? Come dicevo prima, siamo verso la fine ormai della sua vita, correva l'anno 1258, lui muore l'anno dopo. In quell'anno le cose si stavano mettendo male, perché aveva perso Padova un paio d'anni prima, nel 56, le forze guelfe stavano alzando la testa, e soprattutto in Lombardia i Pallavicino stavano incassando più colpi di quello che avrebbero dovuto, per cui in difficoltà anche loro, e addirittura Brescia,
dove fino a pochi mesi prima governavano le forze ghibelline. Nel solito colpo di stato tipico delle realtà comunali del tempo presero il sopravvento le forze guelfe e cacciarono i ghibellini, quindi anche Brescia diventa una città ostile. E allora era perfettamente consapevole che se non avesse fatto nulla, prima o poi sarebbe stato spacciato, perché le forze nemiche erano soverchianti a tal punto che lui ne sarebbe uscito totalmente logorato. Non poteva attendere che gli altri prendessero l'iniziativa, perché sarebbe stato la fine. Aveva il problema di Padova, che voleva riconquistare ma non c'era riuscito, e c'era il problema in Lombardia. Decide di giocarsi le sue carte in Lombardia, perché probabilmente se fosse riuscito a prendere Brescia e poi, come vorrà fare, a prendere Milano, che naturalmente era la capofila dei comuni lombardi, avrebbe inferto un colpo mortale ai suoi nemici. Pertanto attendere di essere attaccati significava la fine, e giocarci il tutto per tutto puntando nel cuore della Lombardia poteva dargli una chance. E lui decide di fare così, fondamentalmente. Però politicamente in questo caso se la gioca male, perché nel 1258 unisce le proprie forze con il Pallavicino e marcia verso Brescia. C'erano migliaia e migliaia di uomini a cavallo, e Brescia chiede immediatamente l'aiuto della Lega Lombarda, e quindi dei comuni coalizzati, alleati col Papa, contro Ida Romano e Pallavicino. E la Lega, che in quel momento era comandata da un legato papale, era l'arcivescovo di Ravenna, si chiamava Filippo Fontana, interviene per difendere Brescia, e Zelino non vedeva l'ora, perché lui sapeva di avere un esercito più forte e quindi in campo aperto avrebbe potuto risultare vittorioso. Finalmente ha la sua occasione ed effettivamente l'esercito della Lega viene sbaragliato, viene fatto prigioniero il legato pontificio e cadono prigionieri di Ezzelino circa 4.000 uomini, che è un numero impressionante per il tempo. E Brescia a quel punto lì non può fare altro che aprire le porte, vedendo che le cose si mettevano male, aprono le porte e cedono la città a Ezzelino. A questo punto Brescia viene divisa fondamentalmente in due parti, una a Ezzelino e l'altra al Pallavicino. Ed è qui che Ezzelino politicamente se la gioca male, perché probabilmente, come dire, insuperbito da anni e anni di vittorie sul campo, forse per questo suo carattere tracottante, insomma impone al Pallavicino, contro gli accordi fatti, di cedergli anche quella metà della città di Brescia che in realtà aspettava il Pallavicino. Il Pallavicino non aveva forza sufficiente per opporsi, gli cede la città, torna a Cremona imbufalito, detto fatto decide di allearsi con i Guelfi, con la Lega Lombarda, contro Ezzelino. E quindi quell'unico alleato che aveva, e anche molto potente, che aveva Ezzelino tra l'Emilia e la Lombardia, insomma, lo perde per mezza città, Brescia, forse non ne valeva la pena, ecco. E a quel punto lì veramente le cose si mettono male, perché sono tutti contro Ezzelino. Ezzelino non ha più nessun alleato. E c'era, ecco, il trono era vacante, uno dei pretendenti al trono era Alfonso X di Castiglia, il quale entra in contatto epistolare con Ezzelino, gli dice che di lì a poco sarebbe venuto in Nord Italia con un esercito che gli avrebbe dato una mano, però passa un mese, 2 mesi, 3 mesi, non si muoveva nulla, ed Ezzelino, per il motivo che dicevo prima, sapeva che più aspettava e più faceva il gioco dei suoi nemici, che avrebbero potuto attaccarlo e massacrarlo ovunque. Ed è lì che prende la decisione di marciare verso Milano, anche perché nel frattempo viene raggiunto dalle famiglie ghibelline espulse da Milano, perché anche lì vennero espulse delle famiglie ghibelline, presero il potere i Guelfi guidati da Martino della Torre, che poi instaurerà anche la prima signoria di Milano. Prima di Visconti ci furono i della Torre. Venne raggiunto da queste famiglie di fuoriusciti milanesi, le quali gli promisero che in cambio del suo aiuto gli avrebbero ceduto il possesso e il governo della città, come si faceva molto spesso. Ezzelino accetta, ovviamente si fa dare, come era costume al tempo, in ostaggio i figli di questi esponenti, perché se non avessero mantenuto la parola poi poteva rifarsi sui figli, ma questa è una cosa che facevano tutti, non Ezzelino perché fosse particolarmente crudele, e quindi decide di giocarci il tutto per tutto e di marciare verso Milano. E lì quella campagna militare fu disastrosa, ma per un pelo, perché Ezzelino era su un punto di vincerla in realtà. Succede che Ezzelino esce da Brescia con un esercito enorme,
si porta verso ovest, verso Orzinuovi, sul fiume Oglio. Il fiume Oglio, diciamo che è il fiume che divide le province di Brescia da Bergamo. E lì finge di attaccare un castello dei Pallavicino. Allora tutto l'esercito dei suoi nemici accorre dall'altra parte dell'Oglio in soccorso del castello, e lì Ezzelino gioca di strategia, finge di ritirarsi e manda una parte del suo esercito a Brescia in modo tale che i suoi nemici lo vedessero, e di notte risale l'Oglio verso il lago d'Iseo, per capirci, e lo attraversa dalle parti di Palazzolo. Procede a marce forzate verso ovest, oltrepassa il Serio, oltrepassa l'Adda e si trova a qualche decina di chilometri da Milano. Milano che era sguarnita però in quel momento, perché anche i milanesi erano usciti dalla città per dare battaglia ad Ezzelino là presso Orzinuovi, dove sembrava che volesse attaccare. Per cui anche i milanesi, venuti a sapere che Ezzelino, tutto sommato di nascosto, a loro insaputa, si accingeva ad attaccare la città, ritornano velocemente a Milano e giusto in tempo, proprio di pochissimo, riescono a tornare a Milano, a serragliarsi nella città e a chiudere la porta in faccia ad Ezzelino. Se Ezzelino fosse riuscito, avesse avuto qualche ora di tempo, probabilmente avrebbe preso Milano, avrebbe vinto la campagna bellica. E lì, a quel punto lì, per Ezzelino fu la fine, perché era completamente isolato in territorio nemico, perché a ovest c'era la città di Milano con l'esercito dei milanesi, da est tutto l'esercito del Guelfo e della Lega, con i passaggi sull'Adda bloccati. C'era un ponte a Cassano d'Adda che consentiva di andare avanti e indietro tra le due sponde, che venne preso proprio dai nemici di Ezzelino. Per cui Ezzelino tentò di conquistare Monza come per avere un rifugio sicuro dove stanziare l'esercito, ma fallì, per cui aveva una sola carta da giocarsi: tentare di sfondare i nemici sull'Adda e per riprendere la strada verso Brescia. Ci prova, anche lì si scatena una battaglia tremenda, l'esercito di Ezzelino riesce ad oltrepassare l'Adda dalle parti di Cassano d'Adda, però a quel punto molti suoi uomini, quando vedono che le cose cominciano a mettersi male, se la danno a gambe. E rimane a combattere Ezzelino con i suoi fedelissimi, specialmente i pedemontani, come dicevo prima erano uomini fedelissimi, e combattono e si accaniscono, però il numero degli avversari era tali per cui alla fine Ezzelino, ferito, viene catturato, portato prigioniero nel castello di Soncino e lì muore 11 giorni dopo. Tra l'altro sembra, però anche questo è stato riferito dalla storiografia guelfa, per cui forse va preso un po' con le molle, sembra che muoia, diciamo, in modo un po' brutale, così come è stata descritta la sua vita, perché lui rifiuta le cure dei medici. È vero questo fatto, Alberto, che rifiuta le cure? Allora, questo è quello che è stato, ripeto, tramandato dalla storiografia guelfa, per cui sì, ci sono le fonti che riportano questo fatto, però chi lo sa, cioè, noi abbiamo solo queste fonti che sono di parte, questo è il fatto. Lui sembra che abbia addirittura ricusato i sacerdoti, non abbia voluto prendere i sacramenti, e addirittura sembra che si sia aperto le ferite da solo morendo dissanguato. Questo strappo delle bende, addirittura c'è scritto questo, mi sembra una cosa forte, insomma una cosa... Allora sì, anche perché qualcuno di chi sospetta su questo episodio dice che siccome la storiografia guelfa ha dipinto Ezzelino o come l'anticristo o come il figlio del demonio, il suicidio è il giusto suggello di quella vita. Non poteva essere, dicono alcuni storici, che Ezzelino, che aveva scatenato tutto quel terrore durante la sua vita, si pentisse prima di morire, ricevesse i sacramenti e poi magari anche finisse per ottenere la salvezza eterna. E invece no, è il figlio di Satana, fino all'ultimo sfida Dio, si suicida per ricongiungersi con suo padre che stava all'inferno. Ecco, questa è la versione di coloro che non credono troppo, diciamo, alla storiografia guelfa di cui ho parlato prima. C'è da dire che chi lo trasse in prigionia, cioè il Pallavicino, almeno sembra, non volesse ucciderlo. Se avesse voluto ucciderlo poteva ucciderlo sul campo, invece voleva tributargli gli onori tipici del suo status, per cui le cure gli vennero offerte. Se morì
morì o a causa delle ferite, però non sembravano, da quello che sappiamo, così gravi da portare alla morte, però dopo può anche essere che una ferita lieve faccia infezione e conduca alla morte lo stesso, per cui chi lo sa. Certo, le cure magari non erano al massimo, e qualcuno dice si lasciò morire proprio il 27 settembre del 59. Questo si lasciò morire sembra che non abbia fatto niente, non lo so, è vera questa citazione secondo lei? Sì, allora intanto non sappiamo neanche la data, per esempio noi sappiamo così poco di quegli ultimi 11 giorni che non sappiamo nemmeno se è esattamente il 27 settembre, come dice il suo radioascoltatore giustamente, alcune cronache riportano quella data, qualche altra cronaca riporta invece il 1° ottobre. Allora non cambia nulla, voglio dire, però ci fa capire quanto poco sappiamo e quanta incertezza ci sia su quegli 11 giorni. Allora si lasciò morire, ripeto, allora sembra che lui abbia detto, però ripeto, tutte queste cose che sappiamo le sappiamo solo da una parte, che lui avesse solo un rimpianto nella vita, e cioè quello di essere stato catturato senza avere la possibilità di vendicarsi dei suoi nemici. Che anche questa sembra una frase piuttosto forte, no? Messa in bocca forse da una certa storiografia avversa, per cui si lasciò morire. Allora diciamo che da quello che sappiamo, dalle fonti che abbiamo, sì, la risposta è sì, però è lecito sospettarne per i motivi che ho detto. Sarebbe bello avere delle certezze e non sempre da un punto di vista storico ce l'abbiamo, per cui in questo caso dobbiamo dire che le fonti ci parlano di questo suicidio, di questo lasciarsi morire, magari si lasciò morire in maniera meno attiva rispetto proprio al lacerarsi da solo, no, le ferite, e più di questo non possiamo sapere se non nutrire però anche dei ragionevoli sospetti. Sulla vita privata possiamo dire qualcosina? Ce la facciamo? Sì. Sì, allora diciamo che è stato scandagliato abbastanza il capitolo di Ezzelino con le donne, esatto. Forse, che suscita sempre una certa curiosità. Allora, Ezzelino, diciamo che i suoi detrattori lo accusarono di tutto, come ho detto poc'anzi. Sì. L'unico vizio che non gli imputarono era quello della lussuria, anzi lo accusarono però viceversa, perché si trovava sempre il modo per infangarlo, di misoginia, cioè una persona che odiava le donne. Allora, in realtà lui si sposò 4 volte. Sì. La prima volta, il primo matrimonio fu con una veronese, la Ziglia di San Bonifacio, matrimonio politico che però ebbe anche un risvolto positivo, perché i due si amarono veramente, tanto che poi dovettero lasciarsi con somma tristezza e in lacrime, perché pur cercando in tutti i modi un erede, il figlio non arrivò mai. E quindi Ezzelino ricusò la sposa e si sposò altre 3 volte, sempre con donne ricchissime, molto potenti. La seconda volta con Selvaggia, che era la figlia di Federico II, per cui Ezzelino II diventa parente dell'imperatore, ma a quel punto lì non sembra che non cercò più eredi, tanto che anche un Papa, Innocenzo IV, lo accusò di offendere il senso naturale del matrimonio, naturalmente orientato alla generazione, no, della vita. Si fece un vanto, anche se ebbe delle frequentazioni extraconiugali, però probabilmente deduco in maniera molto limitata rispetto, suppongo, alla media del tempo, perché lui si fece sempre un vanto, e gli venne anche riconosciuto tutto sommato, di praticare la castità come forma per forgiare il carattere, per forgiare lo spirito. Sì, come poter inquadrare con una sintesi Ezzelino III? Ma io fondamentalmente lo inquadrerei come una sorta di Giano Bifronte, se volessimo utilizzare questa immagine qui. Cioè un personaggio che aveva uno sguardo e una mentalità ben radicati nel presente, e quindi immagino soprattutto in questo caso i metodi utilizzati, cioè i rapporti di forza, le relazioni con le varie città, che per forza di cose si esplicavano attraverso battaglie, attraverso guerre, tradimenti, attraverso imprigionamenti, attraverso la cattura dei traditori, attraverso anche le torture per farli parlare. Era un uomo del suo tempo, quindi usava la violenza come tutti gli altri, sicuramente accentuando quell'aspetto. Dall'altro lato però aveva anche, uno sguardo rivolto all'avvenire, perché mentre per esempio i Pallavicino, mentre gli Estensi
tutto sommato guardavano, diciamo tra virgolette, al loro orticello, cioè cercavano di consolidarsi in modo sempre più solido sul proprio territorio senza troppo cercare di dare unità politica ad un'intera regione. Ecco, Ezzelino invece da questo punto di vista aveva gli orizzonti più ampi, e questo lo sappiamo perché c'è un carteggio con Federico II in cui esplicita insomma il suo orizzonte politico, e il suo desiderio era quello di fare della Marca trevigiana fondamentalmente una regione federata, per cui lasciare ampia autonomia alle singole città, soprattutto amministrativa, e centralizzare però alcuni aspetti cruciali, come poteva essere l'aspetto militare, l'aspetto fiscale o in ultima analisi anche l'aspetto giuridico. Tanto che si è parlato di Ezzelino come di una proto-signoria, quindi di un signore che di quasi 50, 60, 70 anni ha anticipato la nascita delle signorie vere e proprie, che in effetti poi si affermano nel nord Italia, diciamo a cavallo tra il 1200 e il 1300, e qualcuno addirittura si spinge ancora più avanti e dice che Ezzelino ha anticipato il classico signore rinascimentale, quasi machiavellico, e quindi spregiudicato, cinico, poco attento alle remore morali e molto più attento ai risultati da conseguire con qualsiasi mezzo. Un signore che ha anche saputo essere laico quando doveva essere laico, ha saputo sposare le cause più diverse con l'obiettivo di mantenere il potere e dare realtà politica a questo grande progetto che aveva di federare tutta la Marca trevigiana sotto il suo principato.